Allora, buon pomeriggio a tutti. A tutti coloro che abitualmente seguono questa mia live. Vi ricordo che siamo contemporaneamente in live diretta con TikTok e YouTube. Eccoci qua, in questo momento siamo in live anche su smartradio.it. Controlliamo sempre. Allora, per consulti in questo momento bisogna telefonare bisogna telefonare in diretta al 345 630 81 72. È una diretta live dove potete chiamare solo telefonicamente, non con commenti, perché i commenti sono disattivati per far sì di dare un servizio pulito, un servizio professionale. Pronto? Buongiorno maestro. Buongiorno. Chiamo Cristian. Sì. E volevo fare la domanda, adesso tanto complimenti, lei è il migliore, come sempre. Grazie. 20 giorni fa gli ho fatto una domanda, ieri è successo quello che ha detto. Complimenti. Complimenti. Grazie. E ti volevo chiedere, io ho un periodo che mi sono lasciato con la mia fidanzata, volevo chiedere se la storia è finita oppure c'è ancora qualche possibilità di recupero. Allora, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Certo, 47 d'oro e lei 52 bilancia. Perfetto. Grazie. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3. 3. Perfetto, un attimo. Prego.
io un ritorno lo vedo pure, però c'è qualcuna che la consiglia male. Un'amica, È vero? sì, è vero. Però nonostante tutto io vedo che questa persona tornerà per chiarirsi e per ricominciare magari un nuovo cammino. Oh, che bella notizia. Che bello, essere attento a lei, io ci credo, perché sta piace. Auguroni. Grazie, molto gentile come sempre. Arrivederci. Grazie. Salutiamo Maria Rosaria Milito. Sei una persona meravigliosa. Grazie Rosaria. È la prima volta che ti leggo qui su YouTube. Sei nuova? Sei nuova? Allora, linee libere 345 630 81 72 per chi desidera parlare con il sottoscritto. Ah, ecco, nuovissima. Quindi benvenuta in casa mia, sperando che mi seguirai. Grazie della tua entrata, gentilissima. Allora vi ricordo che effettuo anche consulti in privato per coloro che vogliono parlare con me in privato. Salutiamo ancora, sempre Rosa Maria. Sì, ma solo telefonicamente, Rosa Maria, non commenti. Io commenti, non faccio consulti tramite commenti, capito? Non lavoro in questo modo. Lo ritengo un modo di lavorare sporco e poco signorile. Chi vuole parlare con me lo può fare solo telefonando al numero mio che è del 345 630 81 72 per avere un servizio pulito, corretto e professionale. Allora, è inutile che fate richiesta per una videochiamata, non accetto videochiamata, quindi questa è una live pulita, seria, quindi senza bla 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 e senza commenti inutili. Ritengo i commenti una perdita di tempo, perciò l'ho disattivati. Su YouTube li ho attivato per semplici saluti. Allora, pronto? Salve, sono Valentina. Sì. Sono nata il 15 gennaio del 99. Vorrei sapere se la mia amica Fabiana del 18 luglio del 75 è sincera con me e se mi vuole bene. Sicuramente. Scegli un mazzo di carte, 1, il 2 oppure il 3. Il 2. Ok, un attimo.
Allora, le carte mi danno una persona molto sincera, una persona che ci tiene a te, ti vuole bene veramente. Dovete solo fare attenzione all'invidia, alla cattiveria di qualche amica che cerca di ostacolare questo vostro rapporto. Non capisco come mai nell'ultimo periodo gli mando messaggi, mi stacca le chiamate, non mi vuole più rispondere e c'è stato che sembrava come se si volesse allontanare. Allora, ascolta. Voler bene una persona non vuol dire mandargli 10-15 messaggi al giorno o telefonarla 10 volte al giorno, perché diventi pesante e scostante, perché durante la giornata c'è anche un po' di relax mentale, dove una persona dice voglio stare grazie di Dio. Però magari capita che la vedevo online solo a me, cioè magari con me non mi risponde, poi la trovavo in diretta. Gioia mia, con questi social vi fate troppi film lucidi, troppi film, perché una persona non è più libera di magari di sfruttare. Allora, noi stiamo la mattina alla sera col telefonino in mano, no? A scrutare, a guardare, a vedere, ma allora come vedi una persona online sta parlando con qualcuno o con qualcuno? No, dipende, però magari la chiamo io e poi la trovo occupata. Io nell'ultimo periodo sono davvero rimasta male per questa situazione. Perché pensavo che si volesse allontanare. Gioia mia, ma perché non è libera di parlare con qualcuno o con qualcuna? Perché? Cioè, io non capisco, veramente non capisco, perché io se tornerei giovane non mi metterei mai con una donna. Mi salverei veramente. Perché dove sta scritto che questa donna non può parlare con qualcun altro? Dove sta scritto che non può stare online? No, ma quello che dico io, che a me non rispondeva mai ai messaggi. Ma no a 10 messaggi al giorno. Tu gli mandi nell'ultimo periodo, ma tu gli mandi ma tu ascolta, tu qua vedo che gli mandi 10-15 messaggi al giorno, ma sta persona allora gli devi dare un mensile per leggere i tuoi messaggi continuamente. Dagli un mensile, quello si mette là così a aspettare i 2 messaggi. Ma quindi lei esattamente mi vuole bene? Ci tiene a te, ma stai diventando tu troppo pesante per lei. Ma ci tiene, ti puoi fidare, è una persona che ti vuole bene. Però col tuo carattere stai facendo pesare troppo questo rapporto. Però lei è una persona che ha problemi fisici e tutto, e noi stavamo proprio ore e ore al telefono e nell'ultimo periodo avevo visto sto distacco che appunto mi preoccupava. State tranquilla, non ti fare nessun film. Sta persona ci tiene a te, sei tu che ti stai un pochettino diventando pesante. Perché abbiamo avuto una specie di litigio e mi diceva che non mi voleva perdonare perché ci siamo fraintese. E ieri mi scrive: guarda, io non voglio liti, va bene così, però poi da lì non ci siamo più sentite. Devi darti un po' una regolata perché sei troppo possessiva. Ok. Va bene? Cercherò di cambiare. Auguri. Io pensavo che non volesse più parlarmi. No. Devi tu cambiare un po'. Ok, grazie mille. Arrivederci. Come si fa? Cioè, fatemi capire. Allora, chiunque sia, tu mandi 10 messaggi al giorno, 10 WhatsApp, 15 WhatsApp al giorno a una persona. Per voi tutti è normale. Per me non è normale, perché io prenderei il telefono e lo sbatterei vicino al muro.
Non si può vivere così, mamma mia. Ma come si fa? Ma come si fa? Vi siete ammattiti? Oh. Poi il fatto di fare gli investigatori, il fatto di controllare la vostra amica, il vostro amico sul telefonino se è online, non è online, gli fate lo squill anonimo se è occupato. Ma come campate? Ma come campate? Voglio capire voi come campate, come vivete. Dovrebbero aprire i manicomi, dovrebbero riaprirli. Il mondo si è ammattito. Allora, vediamo un po'. Linee libere 345 630 81 72. Chi desidera parlare con me lo può fare in questo istante. Potete fare una domanda, vi sarà data la risposta. Non chiedetemi per la salute perché non è effetto, non so che vi riguarda la salute. Allora fate tap sul monitor, facciamo crescere il numerino dei like e condividete con i vostri amici questa live. Un caro saluto all'amico Sergio Zaccariello, se è in linea, non lo so, io da qua non vedo. (345 630 81 72). Salutiamo la nuova entrata, l'amica Rox Perrel. Buon pomeriggio maestro, le auguro una buona live. Grazie carissima amica mia, un bacio. Pronto? Sì, pronto? Salve. Volevo chiedere sul lavoro. Se trova lavoro? Pronto? Sì, pronto? Ho Volevo chiedere se trovavo lavoro. Se trovi lavoro. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? 42 anni, segno della Vergine. Allora, mi scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3? 2. E andiamo a verificare. Vedo il trionfo lavorativo con un'entrata di denaro, quindi il tuo cammino lavorativo, vedo il successo.
quindi per il prossimo mese io vedo un buon lavoro per te. Va bene. Auguroni. Grazie. Ciao Massimo, buon pomeriggio anche a te Massimo, grazie del tuo commento. Pronto? 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 Sì? Sì, buonasera. Buonasera. Sì, volevo sapere sull'amore. Qual è la domanda? Sì, qual è la domanda che fai? Sì, praticamente io sono sposato, volevo sapere come va il rapporto, ecco, se è avanti. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Infatti 56 bilanci, E la tua signora? 55 gemelli. Da quanti anni siete sposati? Da 35 anni. Allora, mi scegli un mazzo di carte per piacere, 1, 2, 3? 3. Ok, un attimo. Allora, vedo un po' di freddezza, ma dovuto agli anni del matrimonio, quindi col passare di tanti anni è chiaro si diventa come fratello e sorella, quindi devi darti una mossa nel senso di essere un po' più diverso del solito, quindi cerchi di trovare novità, trovare un senso per dare una giusta spinta a questa vita monotona. Però il rapporto avanti, diciamo. No, il rapporto andrà avanti, non vedo problemi, assolutamente. Ok. Ok? Grazie. Arrivederci. Buonasera. Allora, per consulti in privato bisogna fare richiesta tramite WhatsApp. Ok? Pronto? Buonasera, il maestro Cleo. Sono io, buonasera signora, mi dica. Volevo sapere un po' mi sembra che mi va sempre tutto male. Vediamo un po'. Quanti anni c'ha lei? Che segno è? 54, scuso. Allora, mi scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. Un attimo in linea. La signora attaccata, mi ripressa. Pronto? Pronto? È caduta la linea, sono sempre lì. Sì, sto qua. Sì. Grazie.
Signora, allora il discorso è questo, di cattivo non vedo niente, quindi niente di che. Fa parte di tanti problemi messo insieme. Si sono un po', come dire, accavallati i problemi ed sta succedendo che lei comincia a avvertire la stanchezza psichica, mentale di tutto quello che è capitato nel corso di quest'anno, perché quest'anno le è capitato un po' di tutto, addirittura la morte di una persona cara. È vero, sto a dire bugie? Sì, ho perso mio cugino 50 anni. E io come faccio a saperlo? Signora, deve passare quest'anno. Passato quest'anno per lei inizierà una nuova era, un nuovo cammino che le farà pensare più a positivo. Lo auguro con tutto il cuore. Grazie mille. Arrivederci. Mia figlia, sto passando di tutto. Un po' di pazienza, io devo passare quest'anno. Grazie mille. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Prego. Questi sono i miei consulti, poche parole ed centrare il problema. Bla 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 non mi serve, non amo parlare troppo, non amo deludere a nessuno, amo dire solo ed esclusivamente la verità, perché io leggo le carte collegato con la mia licenza e quindi se mi chiamate e non volete far sapere i fatti vostri, non dovete chiamarmi, perché una volta che mi avete chiamato io dirò la verità, e la verità, se vi fa male, non chiamate. 345 630 81 72, ripeto, 345 630 81 72. Il mio numero lo potete trovare anche nel profilo, qui cliccando sulla mia foto. Nel mio profilo ci sta un link, cliccateci sopra, si apre il mio forum dove potete prendere il numero di telefono. Ok? Fate tap a tap, portiamo almeno a 10.000 questo numerino dei like. Allora io dico sempre, dopo prenderò il discorso. Pronto? Pronto? Sì, salve, mi dica. Ciao, Matte, sono Rosaria, buonasera. Buonasera. Stavo seguendo la diretta e le volevo fare una domanda. Prego. Volevo sapere se la persona che ho accanto è la persona giusta per me. Allora, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? 26 anni, sono a segno gemelli. 26 anni, gemelli. E lui? Lui è sempre gemelli, 28 anni. 1, 2, 3? Non ho capito. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3? Il 3. Un attimo solo.
Io vedo una coppia favolosa sotto ogni aspetto, anche perché siete due segni veramente forti. Solo vi dovete mettere d'accordo chi di voi deve prendersi la ragione, perché tu vuoi sempre avere ragione tu, lui vuole sempre avere ragione lui. Questo è l'unico obiettivo da trovare un accordo. Per il resto invece tutto sarebbe tutto a posto, giusto? Sì, vedo un ottimo cammino di unione. Ok? Ok, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Per consulti completi nel privato basta fare richiesta tramite WhatsApp e vi darò spiegazioni in merito. Costo consulto in privato 30 euro. Fate tap e condividete questa live. Allora, voi seguite altri cartomanti dove per avere un consulto dovete fare una donazione di 100 monete, 200 monete, 300 monete. Siete amanti di chi ve lo mette a quel servizio? Qua non dovete pagare niente. Però un tap per aumentare i like. Guardate che siete di un altro pianeta, eh? Pronto? Pronto, buonasera, la sento male. E non ci posso fare niente. Ok. Allora, buonasera maestro, volevo fare una domanda. Sono Roxy Pirrell. Qui finalmente, Buonasera. finalmente ci sei riusciti. Finalmente abbiamo preso un po' di coraggio. Volevo fare i complimenti e volevo, insomma, presentarmi perché sono sempre attiva. C'hai una voce presente. stupenda, finalmente. Grazie. Ho detto, vabbè, proviamo, se trovo libero ne approfitto. Dimmi tutto, Gioia. Niente, volevo sapere un po', no, per il lavoro onestamente, perché ho un concorso importante. Sì. E niente, Vediamo. se vede insomma un esito positivo. Benissimo, allora, quanti anni tieni, che segno sei? Io ho 38 cancro. Perfetto. Una coccolona. Una mammona. Allora, 1, 2 o 3? 1. La tua è una sfida con te stesso, perché ti sei messo con il pensiero, Sì. con la forza e con l'anima di riuscirci. E io ti dico che ci riuscirai, perché mi esce, come vedi qua, si vede lì, la ruota, Sì. la ruota della fortuna. Amen. La ruota della fortuna, Speriamo bene. e mi esce anche il trionfo. Amen. Quindi ce la farai Sì. e avrai un ottimo futuro. Benissimo, ottima notizia. Quindi Vabbè, il tuo progetto, attenzione, il tuo progetto che tu vorresti vedere realizzato, che ha a che fare col tuo futuro lontano dal luogo dove tu vivi, Sì. lo realizzerai. Lontano dal luogo in cui vivo? Sì, Sì. sarà un Importante successo. benissimo.
Grazie mille maestro, Ciao. come sempre. Grazie. E buona live. Grazie, grazie, grazie. Salve, buonasera. E ringraziamo questa carissima follower di YouTube che mi segue su YouTube ed ha avuto il coraggio di chiamarmi. Allora, vi dicevo, e non me lo fanno dire. Pronto? Pronto, salve, posso fare una domanda? Come no? Allora, io mi chiamo Rossella, volevo chiedere di un ragazzo. Sì? Allora, vorrei sapere se lui torna, se è una storia finita. Lui si chiama Maurizio, io sono nata il 20 novembre 96 e lui il 7 aprile 98. Da quando è andato via? Allora, ieri abbiamo avuto una litigata di quella pesantissima proprio che ci siamo lasciati. Benissimo, Però allora. non andavamo d'accordo da un pochino, un mesetto o 2. 1, 2, 3. 2. Allora salutiamo l'amico Francesco, detto Ciccio, il nostro moderatore. Ciao Ciccio. No, ritornerà. Nonostante che sembrate cani e gatti. Sì, vero. Ma vi dovete dare una calmata, perché i sentimenti, lo dico sempre, è libertà. L'amore è libertà. Sì, io solo che non mi fido di lui perché penso sempre che lui abbia altro. È sempre la stessa malattia. Voi donne siete la rovina degli uomini. È inutile. Allora, fa una cosa, compri una catena, Sì, e lo leggo. gliela leghi al piede e te lo attacca a casa vicino al letto. Va bene, se lei mi dice che torna, mi fido. Torna. Va bene, grazie, gentilissimo. Arrivederci. Arrivederci. Tutti la stessa malattia. Allora, Rox Perel dice: maestro, la ringrazio, è stato bellissimo parlare con lei, una persona meravigliosa. Maestro, grazie di cuore, ma un forte bacio a te. Rox. Pronto? Buonasera maestro Pero, sono Angela. Angela, dimmi tutto. Salve. Allora, andiamo per sapere sul lavoro. Vedevo, io ho inviato un libro in un'azienda in particolare e volevo gentilmente chiederle se vedi che ve l'ho contattata. Grazie. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Certo, 39 vicino. Allora, 1, 2, 3, scegli un mazzo di carte. 2. Allora, verrai contattata, ma non subito, devi ancora aspettare un po'. Ah, perfetto. Gentilmente, maestro, orientativamente la tempistica? Allora, io penso che per fine mese ci dovrebbe essere qualche novità. Ah, bene, la ringrazio tanto. Arrivederci. Come sempre. Grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci. Tre, 4, 5, 630, 81, 72.
Allora, il motivo che questa mia live è senza commenti, come vedete l'abbiamo disattivati, per la marmaglia di persone che stanno qui su TikTok, perché credetemi, il 50% si salva, ma altri 50% è solo marmaglia, gente terra, gente che non sa aprire la bocca, gente pronto a commentare per dare fastidio. Allora abbiamo tolto i commenti per poter vivere, grazie alla marmaglia che sta su TikTok. Pronto? Buonasera, maestro Cleo. Buonasera. Niente, volevo sapere un attimo di una persona. Sì. Lui ha 55 anni, è della bilancia. Sì. Io ho 42 anni, salite. Quindi la domanda qual è? Come andrà a finire la nostra storia, insomma? È una storia extraconiugale? Sì. 1, 2 o 3? 3. Allora, questa persona sta attraversando un periodo non tanto bene, con tanti problemi, Sì. ed sta molto, diciamo, esaurito, nervoso, Sì. ed è chiaro che si sta comportando un po' diverso dal solito, e questa cosa a te ti sta dando un po' fastidio, perché non ti fa capire la sua sicurezza. Sì, è vero. E quindi che succede? Che hai paura di perderlo definitivamente. Ma io ti dico che questa persona ci tiene a te, solo devi aspettare questo momento brutto che passa, perché te l'ha detto anche lui questo, e vedrai che le cose tra di voi cominceranno a funzionare un po' meglio. Sei sempre un amante, e tra amanti bisogna sopportarsi, perché non ci può essere la giusta dimensione, o non ci può essere la libertà che vuoi tu. Sì, questo è vero. Quindi devi rispettare lui come lui rispetta te. È giusto, infatti. Ok? La ringrazio, maestro. Arrivederci. Salve. Allora, dicevo, ecco il motivo per quale io ho tolto i commenti, proprio per quelle vivere, perché poi c'è sempre il marmaglio di turno che va a commentare per dare fastidio, creano fastidi nelle live. Allora, io per Puede Vivere, per lavorare pulito, corretto,
ho disattivato i commenti. Purtroppo non per colpa mia, ma per colpa della marmaglia, per colpa della superchieria dell'umanità che sta su TikTok. Perché ripeto, non faccio un'erba e un fascio. C'è gente che ho conosciuto qui su TikTok, persone brave, persone intelligenti, persone corrette, ma ne sono poche. Tutto il resto è proprio la scollatura della pasta. Pronto? 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 Buonasera. Buonasera, prego. Mi fai una domanda? Sì, Volevo sapere qualcosa su me e mio marito. Abbiamo avuto una brutta litigata per un'altra, l'ho scoperto. E vorrei sapere se è finita là e che capitano. a Maria si è venuta là o finisce a qua? Giusto. Allora, Avete signor, centrato il punto. quanti anni ci avete voi? 53 e lui 52. Segno zodiacale voi? Pesci e lui Capricorno. Allora, 1, 2, 3. 3. Allora, io dico che tornerà la pace. Vostro marito capirà e mettere un po' a capo a fa bene, Ma quanto? perché non ne ha la prima, non ne ha nemmeno la seconda, perché ve ne siete accorti voi mo. Infatti. E allora io vedo che vostro marito cercherà di mettere un po' la testa a posto, perché ci tiene, ci ha sempre tenuta la famiglia, Meno male. però C'è della famiglia. ci è sempre piaciuto e fa Ma dite. di avere un'altra. Questa è la situazione, quindi dovete voi mettere i famosi paletti, mettere le condizioni per suo marito, perché l'offeso in questo caso siete voi, non è lui. Giusto. Ma sta storia con questa è finita o non ancora? No, con questa qua, signora, finirà. Ma quando mi avviate l'esaurimento nervoso. Sta a voi, ve l'ho detto, avete detto che tu prendi una scatola, guarda a fuoco. Ma io non so quante volte gliel'ho messe, sti paletti. C'è da mettere una volta per tutte, dice sì, allora, o mi tagga per posto, se no esce fuori, veniamo lì a fanculo. Ma l'ho cacciato pure. Glielo dovete far notare che il suo comportamento non è buono. Va bene? Io ho chiamato proprio per avere un consiglio da voi. Ve l'ho detto che cosa dovete fare. Va bene, la ringrazio.
ringrazio. Arrivederci. Arrivederci, un abbraccio. Ciao ciao. Ciao. Carissima, allora, Rox Perrell, se vuole maestro le do io una mano sulla gestione della chat di TikTok se volesse aprire la chat. Allora, Rox, sai qual è il problema? Che abbiamo provato a fare live su TikTok con la chat aperta, cioè con i commenti e con moderatore, e non ti dico cosa è successo. Io dove sto io attira la gelosia, la cattiveria, addirittura una specie di giornalista che giornalista non è, perché poi mi sono informato, ho indagato, non è un giornalista ma bensì un pubblicista, avendo avuto una TV è un pubblicista, quindi si spaccia per giornalista, ma nemmeno è giornalare, che mi attaccò, non ti dico, per persone che mettevano commenti. Allora, non mi danno fastidio a me, non è che mi danno fastidio, ma danno fastidio a chi è in chat. Allora, sta cosa a me sinceramente non mi garba, mi dà fastidio, veramente mi dà fastidio, perché abbiamo fatto delle prove con l'amico Francesco, detto Ciccio, moderatore, col moderatore, e è bello la live con i commenti, mi piace, veramente mi piace tanto, ma è poco pulita come live, perché la marmaglia, che io chiamo marmaglia, comincia a scrivere commenti per sfottò, commenti per dare fastidio. Poi i cartari, i famosi cartari, hanno i loro seguaci che li mandano a scrivere commenti, a dar fastidio, a creare una confusione che non ti dico, capito? Allora ecco il motivo per cui di vivere amo fare le cose belle, pulite, tranquillo, beato. Però mi piacesse fare una bella live con i commenti, ma ahimè non si può, perché io attiro l'immondizia, le persone che gli sono antipatico. E vabbè, purtroppo è così, non posso essere simpatico a tutti, capito Roxy? Certo, la capisco anche che entra di tutto e può essere motivo di disturbo per la live, capisco. Esatto, hai capito, hai centrato l'obiettivo. Quindi poi diventa una cosa come tanti, io vedo tante live di cartomanti, vedi qua ci sono 34 persone, 35 mi sembra, 36 persone che stanno guardando, va bene? Se farei la live con i commenti, qui ce ne sarebbero almeno 200 persone, come in questo momento. Se vai a vedere altre live di cartomanti, di quelli che fanno scrivere nei commenti, nelle chat, hai voglia. Allora io preferisco pochi ma buoni. Tutta l'immondizia la mandiamo ai cartari, la mandiamo ai cartari, andate a arricchire quelli là, forza, via.
Perché io dico, io in questa live ci metto la faccia, voi metteteci la voce, telefonando. Tanti minuti sono gratuiti, ce l'abbiamo tutti i minuti gratis. Qual è il motivo? Allora, certo, capisco che andrà che entra di tutto. E questo è il meccanismo. Non è come YouTube, su YouTube c'è un po' più gente seria e nei commenti io vedo che mai e poi mai è entrato qualcuno per creare scombino nella live. Su YouTube non l'ho mai visto, ma su Facebook è successo, su TikTok non ti dico, quindi gli umanoidi stanno perdendo la loro intelligenza, credetemi. Viva gli animali, viva gli animali. Vedi che un cane, se un cane ti vede un po' giù, ti viene vicino, ti lecca, ti fa le fusa, ti guarda negli occhi, alza la testa, perché ti ama, ti vuole bene. L'essere umano questo non lo fa. Quindi viva gli animali, perché gli animali sono superiori, non hanno la parola, non parlano, ma dimostrano cose che gli umani non fanno e non faranno mai. Ok? Quindi questa è la situation. Ciao Francesco, nostro Ciccio. Buon pomeriggio a te, Ciccio. L'amico Francesco Roxel era il moderatore delle mie live. Carissimo Francesco, stavamo parlando proprio di questo. Di all'amica Roxel cosa è successo nelle live precedenti con i commenti. Cosa è accaduto? Stavo appunto raccontando quello che è successo. L'immondizia delle persone. Poi non ti dico, carissima Roxel, preti che entravano nelle mie live, preti, sacerdoti che entravano nelle mie live e anche loro infastidivano, vendevano la parola di Dio. Solo Gesù salva, vendevano la parola di Gesù nella mia live. Adele Acito, maestro, buon pomeriggio. Purtroppo l'invidia, perché lei con le sue capacità può permettersi tutto. Grazie Adele. Francesco dice: cartare gli invidiosi davano fastidio. Mamma mia. Ma per non dimenticare vi faccio sempre vedere chi sono io. Ecco qua. Qua io avevo 20 anni. 20 anni. Qui ce n'ho 63 anni. Fate un po' il conto, 1, 2, 3, 4, 5, quanti anni sono che io sono in TV. Pronto? Buonasera, maestro Cleo. Buonasera a lei, prego. Senta, sono Bruna da Livorno, 7153. Volevo sapere se un giorno diventerò nonna. Non sei ancora nonna, Bruna? Sì, non sono nonna, vorrei averlo un nipotino. Io la faccio sempre, maestro. Grazie.
Il guaio è che quelli là di adesso, i giovani di oggi, non vogliono prendersi le responsabilità. No, ascolti, lei voleva un bambino, vogliono un bambino abortito l'anno scorso e ora stanno riprovando, ma no. Vediamo se diventerai nonna. 1, 2, 3. 2. Il 2, vediamo un attimo solo. Sì, avrai questa gioia. Guarda, mi fa contenta, maestro Cleo, veramente mi fa No, contenta. è la verità, è la pura verità. Devi dare tempo. Sono io che sempre scrivevo i commenti, sono io, Bruna da Livorno. Bruna. Quando gli ho detto che tu sei invidia, maestro, sono io. Ah, là sei tu? Sì, sono io, maestro. Ma si va molto in là a avere questo nipotino? Devi dare tempo a tempo. Bene, basta che ce l'ho. Ho 69 anni, mio figlio ha 40 anni, però è ora che ha trovato lavoro, che si sono sistemati e ora ha colpito l'anno scorso la bimba e ora lo cercano, ora sta facendo anche lui degli esami per vedere se è tutto a posto, ho capito? Allora non è l'unica, qua è l'aria che è infettata, l'aria è infettata. È vero, io la ringrazio tantissimo, maestro Cleo. Auguroni signora. Un bacione, arrivederci. Ai 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 ai. Pronto? Pronto, buonasera, maestro Cleo. Buonasera. Posso fare una domanda? Sicuramente. Allora, io sto passando un periodo nella vita sentimentale con mio marito. Non so, vedo lui un pochino strano, però non riesco a capire se si tratta di problemi, diciamo, che ci sono così nella vita in generale, nella famiglia, o lui è distaccato perché è un'altra donna. Vediamo. Allora, anzitutto quanti anni avete voi? Che segno siete, signora? Allora, io ho 37 anni e sono del segno della Ariete e lui ha 41 anni ed è del segno di Sagittario. Da quanti anni siete sposati? 11 anni. 1, 2, 3. 3. Ma più che altro io lo sento malinconico, In che senso? come se fosse, come se lui ha una malinconia dentro, malinconico, angosciato. Sì. Sono un po' i problemi che oggi ci sono nella vita, diciamo. I problemi ce l'abbiamo tutti, signora. Tutti, infatti, purtroppo sì, oggi la vita è diventata... Sì, ma quello, allora, si ricorda una cosa, che sia la Chiesa che la politica
ci vogliono poveri per poterci gestire. certo. E quindi quello che sta succedendo a noi. Ci hanno creato i problemi, ce li stanno ancora creando, ci stanno a impoverire un po' a tutti per poterci mettere il berretto in testa. Allora, signora cara, suo marito un'altra donna non ce l'ha. Suo marito sta in una fase di come un po' ansietà ed ci tiene alla famiglia, ci tiene a voi particolarmente, ci tiene alla famiglia. Datevi una mossa pure voi, perché se lui si ammoscia di là e voi vi ammosciate di qua, arrivederci e grazie. Io ho pensato che a volte io lo vedo che lui è molto ansioso, si fa prendere, perché giustamente ognuno di noi abbiamo un modo di reagire nella vita davanti ai problemi. Io sono un carattere, sono molto forte, il problema ci sta, lo affronto, basta. Lui si piange troppo addosso. A volte ho anche pensato di farlo aiutare, nel senso da uno psicologo, perché lo vedo troppo... Sì. O no, o sbaglio, nel senso, se è sbagliata la mia idea, magari... No, sarebbe... Io non so come dirglielo, Dipende, come... signora, non tutti i soggetti andando dal psicologo risolvono il problema. Ci sono pure altri soggetti che andando dal psicologo peggiorano. Perché voglio dire, ognuno c'ha ogni soggetto ha un carattere, un modo di vivere. Il suo marito, se lei va dal psicologo, uscirà fuori quello che le dico e quello che le sto a dire io. Il problema non è tanto i problemi, questo e quell'altro. A volte si mette quello e quello, perché si mette un modo di vivere che tutti i giorni è la stessa maniera. E allora è come se si diventi inutili. Non c'è un pizzicotto, non c'è una carezza, non c'è un... Capisci? Perché io come sono, sono un carattere che mi mantengo sempre molto sulle linee e aspetto sempre che lui a fare il primo passo. Sì, ma quello è vostro, signora, ma quello è vostro marito, mica è un estraneo. Lo so. E questo è il motivo. Se lei va dal psicologo, uscirà fuori quello che gli ho detto io. Sì, perché poi appunto noi donne, magari io parlo per me, quando poi vedo questo distacco, magari comincio a farmi i film in testa. Ma i film in testa se li fa qualsiasi donna ed è anche giusto. Però mettetevi con le spalle al muro anche voi e fatevi un esame di coscienza. Sì. Perché poche donne si fanno l'esame di coscienza, vedono il pelo nell'uovo ma non vedono la trave, come si usa dire, nel proprio occhio. Capito? Quindi non sto a dire che lei è cattiva, attenzione, forse lei mi ha capito molto bene cosa intendo. Certo, dopo anni di matrimonio è come fare 1000 fotografie e poi fare un'altra foto a come viene sempre una fotocopia fuori. Già ce l'abbiamo. E qui se non si trova una macchina fotografica che è ancora funzionante, probabilmente escono fuori foto più belle. Va bene, accetto il suo consiglio sicuramente. Auguroni. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Allora amici, Roxel, ti è piaciuto il paragone della macchina fotografica? Maestro, ma io mi chiedo come si fa ad improvvisarsi nell'esoterismo, dato che è una scienza per coloro che nascono già con quel dono, e a chiedere soldi pur sapendo di non essere incompetenti. No, sai che cos'è, Rox? Diventare cartomante
semplice. Tu vai dal giornalaio, compri un mazzo di carte, dentro ci esce il libretto con l'iscrizione tutto, e ti impari a leggere le carte. Fin qua io l'accetto, perché amo che i giovani di oggi diventino cartomanti, perché è stato anche accettato legalmente è stata accettata la cartomanzia. C'è un articolo di legge che ha modificato il precedente, quindi oggi il cartomante lo può fare io. Basta aprirsi una partita IVA e via via. Ma non accetto quelli che vendono fumo, quelli che buttano aria dalla bocca inutilmente. È chiaro? Quindi questo è il discorso. Cartomanti bravi, io li accetto, ma veri cartomanti che devono dare un significato a una lettura di carte e devono saper aprire la bocca. Ma qua su TikTok io ne vedo di cotte e di crude, persone che si improvvisano e promettono castelli in aria. Ma purtroppo, ahimè, dico sempre che la gente è stupida. Perché è stupida? Oggi è possibile capire se si ha a che fare con un professionista o si ha a che fare con un cartare. Il cartare è quello lì improvvisato, tanto per. Il professionista è quello lì che da tanti anni esercita questa professione. Oggi è possibile capire con chi si ha a che fare, perché se vai su YouTube e vai a scrivere Mago Chiappariello, di Mago Chiappariello non trovi niente, non esce niente fuori, non esce un video, non esce la storia, non esce il suo cammino, zero. Ciò vuol dire che Mago Chiappariello non è nessuno, è uno che si è improvvisato ieri mattina. Quindi, se vai a scrivere parliamo di me come tanti altri bravi, e vai a scrivere su YouTube il Santone di Avella e cominci a vedere uno dei miei video quando avevo 20 anni, che stavo in TV con le carte in mano, cominci a vedere un po' video di Rai 1, La vita in diretta 2 volte, Rai 1 dico bene, Rai 2 con la Dausania, Al posto tuo, una trasmissione che era tutto per me, che si chiamava Al posto tuo. Tutta per me quella puntata. A Rai 3 2 volte mi manda Rai 3. Canale 5 pomeriggio 5 con Barbara D'Urso. Italia 1 Le Iene. Canale 5 Striscia la notizia nei primi posti dei nuovi mostri. Sky, quindi amici miei, e che vi devo dire più? Allora, vogliamo dare a Cesare quel che è di Cesare? Grazie per questo bellissimo pomeriggio, come sempre maestro. Vada avanti, chi l'ama la seguirà. Per il resto buon viaggio. Grazie. Allora, salutiamoci perché
amici miei, il tempo per me è terminato. Vi rinnovo l'appuntamento per domani pomeriggio. Ricordate che vi voglio sempre un sacco di bene. Giustamente, come ha detto l'amica Roxel, chi mi ama mi segue. E che vi devo dire? Continuate a seguirmi. Se avete bisogno di me, potete chiamarmi privatamente. Ciao Sergio Zaccariello, un abbraccio forte, 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 e un abbraccio a Paolina. Quindi continuate a seguirmi, se avete bisogno di me mi potete trovare tramite WhatsApp per consulti in privato, il costo è 30 euro, basta fare richiesta tramite WhatsApp. Va bene? Allora salutiamo il mio pubblico di YouTube, andiamo a salutare l'amica Roxy Pirrell. Ciao Roxy, un bacio forte 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 forte, ti voglio bene. Salutiamo l'amico Ciccio, ciao Ciccio, salutiamo Adele. Amici, come dico sempre io, Amanatur. Ciao a tutti.